Eder. Mech. Pallister. In questa storia il DNA non è un dettaglio, è la mappa dei contatti. Racconta chi ha sfiorato cosa, quando c'è stato sangue, se su quegli oggetti è rimasto il segno di qualcuno che non avrebbe dovuto esserci. A oggi quella mappa dice una cosa semplice e scomoda. Dove le tracce sono nette parlano quasi solo di Liliana. Dove compare qualcos'altro è un sussurro biologico troppo debole per trasformarsi in un'identità. Il cuore del quadro sono i cordini. Sono stati letti lungo il loro percorso, a tratti. Proprio lì, in un segmento iniziale, c'è una piccola zona con imbrattamento ematico visibile a occhio nudo. È il punto più informativo. Gli esami di orientamento confermano sangue umano e, quando la quantità lo consente, il profilo genetico che si ottiene è compatibile con la vittima. Nei tratti adiacenti il film cambia. La biologia registra una miscela con almeno 2 contributori, uno maschile, ma il materiale è fortemente degradato. In termini pratici, il segnale principale resta Liliana. L'eventuale secondo segnale è frammentario, intermittente, non attribuibile. La quantità in gioco spiega molto. Si viaggia nell'ordine dei millesimi di nanogrammo per microlitro, da poche millesime di unità fino a qualche centesimo, con valori che oscillano lungo i tratti. In alcuni punti c'è un'ombra di componente maschile, altrove è indeterminabile. La degradazione ambientale, il confezionamento, l'umidità e il tempo consumano la molecola fino a renderla incoerente ai test più sensibili. Nonostante questo, su quel campione cruciale è possibile fare ciò che conta davvero: mettere a confronto. E i confronti parlano chiaro. Quando il profilo misto dei cordini viene testato contro persone note alla vittima, i numeri riducono lo spazio dell'interpretazione al minimo sindacale. Per 3 uomini vicini alla vicenda, il responso è un'esclusione con supporto estremamente forte. Per Liliana, invece, l'inclusione è schiacciante, con una probabilità di compatibilità che la scienza considera altissima, nell'ordine delle centinaia di miliardi di volte più probabile dell'ipotesi contraria. Tradotto, sui cordini resta il suo DNA, quello di altri, se c'è, non è leggibile. Allargando lo sguardo, gli altri oggetti raccontano una storia coerente. 2 sacchetti di plastica tipo spesa vengono campionati sia all'esterno sia all'interno. I test di orientamento biologico dicono sangue umano su più punti e, dove si riesce a tipizzare, torna fuori un unico profilo femminile. Anche lo slip nero nella zona vaginale registra sangue. Il reggiseno sottoposto a luci forensi non offre punti utili e non viene campionato. Una canottiera rosa mostra una traccia minima in area addominale frontale. I test mirati su sperma e saliva sono negativi. Sul sangue non emergono elementi aggiuntivi utili. Su una mascherina chirurgica si cercano residui sugli elastici e sul tessuto interno. Su un guanto da lavoro vengono sondati interno pollice, interno indice e palmo. La linea non cambia. Nessun profilo maschile attribuibile. L'attenzione si sposta poi su ciò che in ogni confezionamento fa da vettore, le chiavi. 3 chiavi diverse vengono campionate nei punti più maneggiati. Anche qui, nessuna attribuzione maschile. Le unghie delle mani sono raschiate dito per dito, proprio per catturare un DNA da contesa. Il risultato non apre profili nuovi. Persino le bottigliette in plastica con beccuccio rosso, campionate su zigrinature del tappo e beccuccio, non producono identità spendibili. Nei sacchi neri si preleva sia sui bordi sia dal liquido interno. I segnali utili tornano sempre alla vittima. C'è un altro dato che pesa, perché taglia di netto alcune ipotesi rumorose. I test specifici per liquido seminale e saliva sono negativi su tutti i punti sensibili, inclusi i tamponi anale, vaginale e buccale. Non è la pistola fumante che da sola definisce una dinamica, ma messa accanto all'assenza di profili maschili interpretabili, non sostiene uno scenario di aggressione a sfondo sessuale. Per completezza, quando i tecnici provano una nuova microcampionatura del medesimo segmento dei cordini, separando addirittura i 2 filamenti, la scarsità e la degradazione del DNA confermano il limite già visto. Non emerge nulla di più nitido. È il punto spesso frainteso del dibattito. Non identificare un altro profilo non significa che non ci sia mai stato un altro contatto. Significa che l'eventuale passaggio non ha lasciato DNA amplificabile, oppure è stato protetto, guanti, superfici poco ritenitive, oppure il materiale residuo si è deteriorato oltre la soglia di lettura. In laboratorio questo si chiama assenza di segnale utile, non assenza di evento.
A questo livello la genetica mette 4 paletti solidi che oggi, ottobre 2025, restano non smentiti. Primo, cordini, sacchetti e parte degli indumenti recano sangue umano, e dove si legge un profilo leggibile è quello di Liliana. Secondo, nessun profilo maschile attribuibile è stato ottenuto sui reperti chiave. Terzo, i test mirati su sperma e saliva sono negativi. Quarto, dove compaiono tracce miste con componente maschile, la degradazione impedisce l'attribuzione a qualsiasi individuo. Tutto il resto, come quel sangue finito su cordini e sacchetti quando è avvenuto il contatto, se c'è stato un confezionamento in un momento successivo, è terreno della ricostruzione criminologica che incrocia tempi, luoghi, percorsi, abitudini e compatibilità materiali. C'è però una ricaduta concreta. Quel sangue sui supporti di confezionamento descrive un contatto certo tra la vittima e gli strumenti con cui è stata ritrovata e lo colloca in un momento di perdita ematica, gocciolamento o sfregamento. Da qui la domanda che conta davvero per chi indaga non è più di chi è quel sangue, risposta acquisita, ma quando è finito lì e come. La scienza del sangue, la lettura dei pattern, l'assorbimento dei materiali, la cronologia relativa dei passaggi possono ancora dire molto più del DNA. Dentro questo quadro biologico rientra anche il contesto di vita recente. La donna frequentava ambienti dove aveva libertà d'accesso, spazi noti, luoghi dove poteva maneggiare oggetti in autonomia. È coerente che il suo DNA compaia ovunque. È plausibile che eventuali terzi, se sono transitati, lo abbiano fatto lasciando pochissimo o nulla leggibile, per modo, per tempo o per protezione. Un'ultima nota spesso ignorata fuori dai laboratori: le microtracce estratte vengono consumate durante le analisi. Gli oggetti fisici vengono riconfezionati e restituiti integre le catene di custodia. È normale che a un certo punto la scienza dica non si può andare oltre senza nuovo materiale o senza nuove condizioni. E qui siamo. Oltre questi limiti, oggi non c'è un ulteriore livello genetico disponibile al pubblico. Il risultato, in sintesi, è meno spettacolare di qualsiasi teoria, ma infinitamente più solido. Il centro biologico della scena è Liliana Resinovic. Se qualcun altro è entrato in quel cerchio, l'ha fatto lasciando tracce troppo povere per essere lette. E questo è insieme una pista e un confine. Invita a cercare risposte non dove il DNA urla, ma dove sussurra, incastrando orari, abitudini, movimenti, traiettorie e compatibilità fisiche dei materiali. Perché il genoma ha già detto tutto ciò che poteva dire e lo ha detto con una chiarezza che non cambia al mutare delle stagioni. Sui reperti chiave c'è lei, di altri non c'è nulla che regga. Io sono convinto che le indagini sono state condotte malissimo dall'inizio, motivo per il quale questa, chiamiamola vicenda o faccenda, è ancora in alto mare, ma da subitissimo. È stato lasciato passare un sacco di tempo senza fare praticamente niente. Essendo lei appena scomparsa e basta, non potevo parlare liberamente di noi ancora. L'ho fatto immediatamente dopo, appena è stato trovato il corpo, e ho capito che purtroppo lei non sarebbe tornata mai più, in parole povere. Io all'inizio forse ho parlato anche troppo, ma era per in qualche maniera sostituirla, parlare anche per conto suo, intendo, perché lei veramente non vedeva l'ora di raccontare la nostra storia a parenti, amici più stretti, colleghi, eccetera. E siccome non poteva più farlo, l'ho fatto io per lei, praticamente. Ecco perché io ho raccontato un sacco di cose che forse potevo tenermi, ma da un lato l'ho fatto quasi apposta perché sapevo che lei in qualche maniera mi approvava. E poi sareste partiti insieme. Sì, dopo il 16, il 17 o il 18, perché il 19 per noi era un'altra data speciale, un anniversario. Noi ci siamo conosciuti 42 anni prima, non ci siamo mai in 42 anni persi di vista, il che vuol dire tutto. Ci siamo presentati e conosciuti iniziando in qualche maniera una storia, ecco, che però è finita subito perché nel frattempo io ho conosciuto la mia seconda moglie, lei aveva conosciuto Sebastiano, entrambi ci eravamo sposati, ma non ci siamo comunque mai persi di vista, nel senso che
Ai compleanni ci facevamo gli auguri, così come nelle grandi feste. Abbiamo ripreso a frequentarci più frequentemente, anche se anche prima lo facevamo, ma molto più di nascosto e raramente. Ma abbiamo perso tutte le remore di nasconderci dopo che io sono rimasto vedovo, se vogliamo, e che era il 16 aprile di un anno prima. E anche lei, secondo me, anche lei si è trovata in qualche modo la porta più aperta, ecco. Sebastiano sapeva di questa storia ripresa tra te e Liliana? Consideriamo che il 15 a Sit tu dici che secondo te lui non sa nulla. A me non l'ha mai confessato che glielo ha detto, ma ha detto troverò io modo di dirlo a Sebastiano. E non è escluso che lo abbia trovato quel modo. E le sue ultimissime parole per telefono la mattina, ne parliamo dopo. E invece non abbiamo fatto tempo a parlare per niente. E io ho fatto un sacco di messaggi dei quali ha parlato anche impropriamente Sebastiano. Tutto in triestino per me era indispensabile ricevere da lei semplicemente un segno di vita, un segno di presenza, un segno di io ci sono. Invece questo non è mai arrivato e alla fine, dopo pochi giorni, mi sono rassegnato, ho cominciato ad accarezzare, se così si può dire, l'idea che lei non poteva essere viva e non rispondermi, non cercarmi. Viceversa, se lei era viva, avrebbe immaginato in che croce io mi trovavo e avrebbe fatto di tutto per avvertirmi. Non lo ha fatto, vuol dire che non poteva farlo. Per Sebastiano però la vostra storia non esiste. Lui può negarla finché vuole, io sono convintissimo che lui lo sapeva da tanto tempo. E lui, secondo me, lei gli aveva già detto e probabilmente, confessandogli la sua intenzione di andarsene da casa, ha firmato la condanna a morte. Noi, diciamo, da ottobre o dai primi di novembre non ci interessava più di nasconderci perché avevamo già preso la decisione. Lei, con ogni probabilità, glielo ha detto, il marito, delle intenzioni. Non ha fatto a tempo a mettere in qualche maniera a frutto tutto quello che avrebbe voluto fare, perché le è stato impedito, è chiaro, evidente. Punto primo, è da idioti, ripeto, è da idioti pensare che lei si sia potuta suicidare con quelle modalità. Allora, prima di suicidarsi ha dovuto levarsi la borsetta che l'aveva tracolla, levarsi il giubbotto per infilarsi nel sacco, rimettersi, insomma, ha dovuto fare tanto di quel lavoro che per un prossimo suicida è contro logica, contro tutto, insomma, come uno va a suicidarsi e si ricorda di lasciare a casa la fede, di lasciare a casa i documenti. Che cavolo gli interessa più dei documenti? Eccolo, se uno vuole suicidarsi, non lo fa in quella maniera che ci vogliono ore e ore di sofferenza, almeno immagino, perché per autosoffocarsi con sacchetti in testa, negli ultimi istanti di vita, l'anelito di vita che rimane in noi inconsciamente ti fa spaccare tutto per prendere un po' d'aria. È chiaro, è lampante, questa è intelligenza, non ci vuole tanto per arrivarci. Allora chi parla di suicidio, per conto mio, è, vorrei dire di più, ma è quantomeno pochissimo intelligente. Qualcuno l'ha uccisa, l'ha tenuta da qualche parte perché 20 giorni, poi è rimasta prigioniera per 20 giorni ed è stata ammazzata, ripeto ammazzata, 2 o 3 giorni prima, o è morta prima e l'hanno mantenuta in un posto non ghiacciato ma freddo perché il sottozero l'avrebbe rovinata. Cioè io ho le idee molto confuse su quello che può esserle successo negli ultimissimi giorni di vita. Potrebbe perfino essere stata uccisa in casa, per esempio, e non essere mai uscita da quella casa. Viva. Considero che parlarne a lei le rende quello che avrebbe voluto essere e fare, altrimenti nessuno lo avrebbe saputo. Se non parlavo io, nessuno lo avrebbe saputo.
Lui, per quanto riguarda lui e il suo modo di fare, è un attore nato perché potrebbe andare in qualsiasi gruppo teatrale a fare scene. Infatti anche adesso stava quasi piangendo e 30 secondi dopo, anche meno, era normalissimo nella voce, basta guardare questo. Tanto le voleva bene che in pochi giorni lei era solo scomparsa. Pochi giorni dopo la sua scomparsa, lui regalava la sua macchina fotografica, la sua bicicletta, tutti i pupazzetti con i quali lui dice che lui salutava andando via da casa, eccetera, eccetera, eccetera. Tanto bene le aveva voluto. Non c'è una foto, una, nella quale lei abbraccia lui. 70.000 foto, è sempre lui che la tiene, questa è roba mia. Non ci vuole tanto, insomma, a capire dal di fuori, se uno vuole andare a ricercarla, la verità sul loro rapporto. Poi negli ultimissimi tempi è lei che ha chiesto i letti separati all'albergatrice, le testimonianze di chi li ha sentiti litigare e come. Lui ha detto non abbiamo mai litigato i primissimi tempi ed è per questo motivo che io ho cominciato a parlare, non avrei voluto aprire bocca io quando lei era solo scomparsa e ancora avevo una flebile speranza che poteva essere trovata in vita, perché fino a quando non l'hanno trovata morta il filo di speranza non si è mai in qualche maniera spezzato. E invece lui faceva la sua vita, 3 giorni dopo era a Donine in Austria, eccetera, 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 insomma, inutile che ripeto io le cose che lui faceva. Ma lei era felice perché stava per cambiare vita, semplicemente. Secondo me non è stato fatto il controllo che si doveva su un sacco di telefoni. La procura doveva agire da subito, una volta trovata lei, perché prima per tutti noi c'era ancora intero il filo di speranza di trovarla viva, almeno fino al 5 di gennaio. Ma il suo comportamento ha denotato da subito il suo lampante menefreghismo nei confronti di lei. Cioè, non c'è un'azione che lui ha fatto per fare una ricerca seria o quasi della moglie. L'hanno spinto ad andare a fare la denuncia di sparizione. Cioè, lui ha fatto tutto quanto in qualche maniera di controvoglia. Io non voglio sparlarlo, per l'amor di Dio non vorrei aprire mai bocca su di lui perché proprio è un essere che non se lo merita, però io sono convintissimo che lui sa per filo e per segno tutto quello che a Liliana è successo. Tutto là. Lui è il regista, questo è un gruppo, non è lui solo che ha agito perché da solo uno non riesce a mettere in piedi tutta quella baldoria. Lei è stata picchiata, non hanno voluto vedere i segni della... Io non ho capito, veramente non ho capito come è stata accettata la prima autopsia del dottor Constantinides, che non ha rilevato lui da medico con 100 anni di esperienza o poco meno, perché è conosciuto a Trieste da sempre per aver fatto il suo lavoro. Ebbene, stavolta non l'ha fatto per niente bene e basta informarsi in giro, non c'è una persona triestina che gli dà ragione, una nel suo modo di aver steso. Lei era piena di colpi, nessuno li ha visti, colpi proprio, pestoni, schiaffi, pugni, la vertebra rotta, per capirci. Cioè, io non ci sarò più, però mi darete ragione. Dopo, questa è un'associazione a delinquere che si è messa in piedi prima per eliminarla, Lilli, e dopo per coprire il tutto. Questo è, tutto là, è semplice, perché una persona sola, neanche due, perfino tre, non riescono a fare tutto quei bailam che è successo. Io voglio sperare che alla verità si arrivi, io temo di non riuscire a godermela. Io sono convinto di non mollare, spero che da qualche parte una grazia per resistere fino a là
mi venga, ecco, io farò di tutto. Io voglio vedere la fine di questa... non trovo neanche la parola giusta per definirlo, perché come evento intendo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.